Venezia vive una grave emergenza sulla possibilità di accedere ai bisogni di salute. Non è solo un problema di carenze strutturali, mobilità, trasporti e barriere architettoniche, ma anche di finanziamenti, carenza di personale, carenza di una sanità diffusa nel territorio. Qualche mese fa abbiamo consegnato su questo 17.000 firme al Consiglio regionale per chiedere più investimenti nella sanità veneziana. Sono 8 le zone della parte lagunare del comune di Venezia carenti di medici di medicina generale, 4 in centro storico, 1 alla Giudecca, 2 al Lido e 1 a Pellestrina. La CGIL torna ad occuparsi di sanità pubblica con una ricerca presentata nella sede emergency della Giudecca basata su dati oggettivi e su questionari somministrati a residenti del centro storico e delle isole nel corso del 2022. Siamo andati ad analizzare quelle che sono le condizioni di soddisfazione degli utenti di Venezia Insulare verso i servizi, le barriere incontrate nel raggiungimento dei servizi e gli elementi di costo, la situazione socio-economica, tutti quegli aspetti soggettivi che vanno a definire accessibilità nel senso di bisogno, di adeguatezza ai bisogni della popolazione. 7 persone su 10 incontrano almeno una barriera o un impedimento per raggiungere i servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi in generale, 4 persone su 10 si ritengono non soddisfatte di almeno un servizio e questo riguarda principalmente tempi di attesa lunghi e la difficoltà di prendere appuntamenti e quindi di accedere al servizio. C'è poi un contesto economico che rende le cose ancora più difficili a Venezia. La metà degli intervistati spende più del 30% del reddito per la casa, quasi 1 su 3 spende più del 40%. Abbiamo una quota, una percentuale, soprattutto nelle isole, di pensionati che rinunciano a curarsi o le posticipano per effetto della difficoltà di raggiungere i servizi. Per questo la ricerca si chiama Il posto conta, perché in realtà abbiamo visto che la difficoltà a raggiungere e anche la riorganizzazione territoriale dei servizi ha reso più complicata l'accessibilità a questi servizi.